E un benvenuto a tutti. Un ringraziamento sincero all'amico Luciano Sandonà che oggi mi fa ringiovanire. Era infatti il 25 marzo del 2009 quando la sesta commissione consigliare regionale deliberava il mio progetto di legge di cui ero il primo firmatario per la tutela, il restauro e la valorizzazione delle Olimacciani. Oggi, con una legge analoga, il Presidente della prima commissione consigliare rilancia il valore del simbolo storico della Repubblica Veneziana e con esso la tutela dell'identità e dell'eredità culturale che spetta ai veneti e a quelle realtà protagoniste di quel grande Commonwealth veneto che ebbe per simbolo appunto il leone marciano. In questo percorso c'è anche un evidente richiamo alla Convenzione di Faro e alla sua definizione di bene culturale, alla definizione dell'impegno che deve coinvolgere tutti i cittadini nella tutela e promozione della cultura e del patrimonio culturale. Un patrimonio che, a proposito del leone marciano, è giunto a noi nonostante i ripetuti tentativi di eliminare ogni ricordo della Repubblica. Si distrussero i leoni durante la Lega di Cambrai, li distrusse Napoleone, come fecero i titini per cancellare secoli di storia, ma ciò non di meno la loro memoria, la loro forza ha sconfitto i loro distruttori. Tra i tanti esempi, forse uno dei più emblematici è il leone scalpellato dai giacobini in Piazza dei Signori a Verona come sfregio alla Serenissima, o quello sempre vittima dello scalpello giacomino a Palazzo Costantini a Belluno, che oggi sono testimonianza della stupidità di chi pensava di cancellare secoli di storia a colpi di scalpello. Ce n'è anche uno bello a Porta Castello a Vicenza, scalpellato, che però a un certo momento della giornata, quando il sole ha una certa inclinazione, riappare ed emerge dallo sfregio dello scalpello. Il simbolo tuttavia mantiene intatta, anche quando è ridotto in frammenti, la sua forza comunicativa. Ne ho avuto la riprova anche di recente a Buje in Istria, l'Istria croata, dove è stato restaurato un leone marciano con il sostegno di tutta la cittadinanza. La forza del leone marciano e il leone di San Marco è innegabile. Quello che vedete alle mie spalle è il leone sul pilo dell'asta della bandiera di Buje, questo è pre-restauro, è stato restaurato appunto anche grazie alla cosiddetta legge Beggiato, ormai è così che si chiama la legge del 1994, e che ha permesso di riportare quel pilo e l'intero appunto asta da bandiera agli antichi splendori, e all'inaugurazione c'era veramente tutta la città di Buje presente. Un leone alato che ci rimanda all'Apocalisse di San Giovanni e che sin dalle origini, nei primi secoli del cristianesimo, rappresentava la forza del Cristo, capace di sconfiggere la morte. San Gregorio Magno ricordava poi come il Vangelo di Marco inizi con la voce di San Giovanni Battista che nel deserto si alzava simile a un ruggito preannunciando la venuta di Cristo. Uniamo a queste interpretazioni tradizionali una terza nota storica: il legame esistente tra Venezia e l'antica Alessandria d'Egitto, di cui Marco fu per appunto il primo vescovo, città faro di cultura nel Mediterraneo nei primi secoli del cristianesimo, città alla quale Venezia fu sempre legata. Antichi e nobili significati, dunque, nella figura del leone che a partire dalla parte finale del Medioevo, attorno al 1260, iniziò a rappresentare per tutti la Repubblica di Venezia, aggiungendo così nuovi valori e nuova valenza al significato del simbolo marciano con cui si identificano la Repubblica e la stessa città di Venezia e poi tutte le città e i territori sotto il governo della Serenissima. I leoni di San Marco non sono emblemi di una dominazione subita e mal sopportata, quanto simbolo della giustizia che la Repubblica e le sue magistrature seppero garantire nella difesa degli interessi dei ceti subalterni. Veneto, terra di San Marco, terra di libertà, e non a caso il popolo, pensiamo agli episodi legati alla Lega di Cambrai e agli scontri con gli imperiali, fu sempre marchesco. Queste parole, Veneto, terra di San Marco, terra di libertà, li scrive anche Manzoni quando Renzo Tramaglino attraversa l'Adda per scappare dagli spagnoli. Simbolo di giustizia e sintesi dello Stato, emblematico da questo punto di vista il leone andante con innanzi il doge genuflesso, San Marco in forma del leone quale signum veri e perpetuity ducatus, con esempio più noto a Venezia nell'ingresso
di Palazzo Ducale è l'immagine del doge Francesco Foscari davanti a lui inginocchiato. In questo caso si svela la straordinaria valenza del simbolo marciano, con l'Evangelista che protegge Venezia e la Repubblica, le quali a loro volta proteggono e custodiscono i suoi resti mortali. La Serenissima era l'unica realtà in Europa ad essere proprietaria e custode di una reliquia di tale importanza, giunta in laguna non per volontà della Chiesa o del Papato, bensì tramite due mercanti. Dunque si diceva nel Medioevo per volere diretto dell'Altissimo, il cui angelo, narra la leggenda, apparso in sogno appunto a Marco, naufrago nella traversata da Ravenna ad Aquileia, per annunciare che al termine della sua vita sarebbe ritornato per sempre in quel lido in cui si era salvato. Pax tibi Marce, Evangelista meus, qui riposerà il tuo corpo. Ma non solo. Se accogliamo la tradizione popolare, lo stesso Pantalone, maschera ed emblema della vocazione mercantile veneziana, deve il suo nome al costume dei mercanti veneziani di piantare un leone, cioè di innalzare una colonna con il leone marciano, come emblema della loro presenza in terra straniera. Fede, cultura, economia, diritto, dunque in quel leone, e non a caso, come ho ricordato, divenne bersaglio di ogni potere avverso alla Repubblica Serenissima, dai tempi della Lega di Cambrai sino a Napoleone, via via sino al nostro Novecento, con tiranni e sedicenti rivoluzionari, tutti impegnati a distruggere quel simbolo per cancellarne la memoria di quel popolo che per secoli in esso si era riconosciuto. Lascio dunque la parola all'amico Luciano Sandonà, che appunto sta ripercorrendo con questa legge una necessaria valorizzazione e tutela di un simbolo a noi tutti caro. Prego Luciano. Grazie Presidente. Bene. Grazie Presidente. Bene, il legame fra il Leone di San Marco, Venezia e la nostra terra l'ha ripercorso già benissimo il Presidente Ciambetti, e il legame invece fra il Leone e San Marco inizia si consolida grazie all'opera dei Padri della Chiesa, in particolare a San Girolamo, che nell'anno 398 pubblicò il commento a Matteo, in cui attribuì 4 figure di esseri viventi agli evangelisti, e nello specifico il leone alato a San Marco. Quindi da qui nasce, diciamo, il legame del leone con San Marco, e quindi tutto quello che poi è stato ripercorso anche dal Presidente Ciambetti, che poi verrà anche detto da Ettore Beggiato e Aldo Rozzi-Marin. Io vado sugli aspetti della legge. Una legge che prevede all'articolo 1, si rifà un po' alla precedente legge Beggiato, che riguarda aspetti invece specifici dei leoni di San Marco al di fuori del territorio veneto, e qui appunto ripercorre la stessa finalità, perché si tratta di valorizzare la specificità artistica e culturale costituita dai leoni marciani, quale testimonianza di identità storica e culturale veneta, e come figura simbolica rappresentativa dell'appartenenza geografica al territorio regionale e alla Repubblica di Venezia, mediante interventi di conservazione di quelli esistenti, la realizzazione di nuovi e la promozione e diffusione della loro conoscenza. Queste sono le finalità che sono stabilite dall'articolo 1. Nel proseguo della legge si parla di un intervento anche economico stabilito dalla Regione del Veneto, dalla Giunta regionale, secondo criteri che poi saranno stabiliti da una delibera apposita di Giunta, in cui verrà dato un contributo in misura non superiore al 50% del costo, diciamo, della spesa ammissibile per quel che riguarda l'intervento vero e proprio. Si tratta appunto di manutenzione e restauro del leone marciano, di leoni marciani ove esistenti, al fine di riportarlo allo stato di decoro con rimozione dei segni di usura e di degrado. Questo, diciamo, è l'ambito specifico dell'intervento.
Si interviene altresì per favorire e sostenere l'attività di studio e di ricognizione finalizzata alla conoscenza, catalogazione e ricerca dei beni e delle realizzazioni più significative, nonché alla divulgazione dei risultati attraverso la realizzazione di banchi dati e pubblicazioni. A questo scopo mi rifaccio anche a delle opere che sono state fatte nel recente passato, fra cui un'opera straordinaria di Rizzo, che appunto ha catalogato tutti i leoni esistenti che ha incontrato, li ha catalogati in 3 libri straordinari. E infine, poi appunto per il ripristino, quindi inteso come ricollocazione di leoni che non siano nella loro sede originaria. Mi viene in mente un leone che abbiamo appena visto a Creta, vicino davanti alla costa di Creta, in un'isola che era un forte veneziano, c'era un forte formidabile veneziano dove c'è un leone che è rimasto dal 1809, mi sembra, l'epoca in cui c'erano delle rivolte per l'indipendenza della Grecia, appunto, collocato, è caduto dalla sua collocazione storica ed è rimasto sostanzialmente quasi integro ai piedi, all'entrata del forte, e il fatto di vederlo lì calpestato o comunque alla mercé, diciamo, di migliaia di turisti che ogni giorno vanno in questa isola, che fra l'altro è vicino alla laguna di Balos, insomma rappresenta veramente una ferita al cuore, e sarebbe il caso di restaurarlo e al limite anche di ricollocarlo nella sua collocazione storica. E infine, questo è un aspetto innovativo, anche per la posa di nuovi leoni marciani in luoghi, in siti non prima interessati dalla presenza del leone, ma in un luogo significativo per la comunità. Così abbiamo indicato, diciamo, nella nostra proposta di legge. E qui abbiamo degli esempi nella Regione Veneto. Pensiamo, è intervenuto anche il Presidente Ciambetti, a Limena, quando è stato collocato ex novo un leone all'entrata del municipio, ma anche, insomma, nel municipio di Villa del Conte, dove è stato collocato all'entrata del municipio, di lato della porta del municipio stesso, un leone che è stato pagato con fondi privati da parte dei cittadini, coloro che si sono fatti avanti nell'iniziativa. Ecco, questa legge mira anche a dare un sostegno, un aiuto economico per ricollocare i leoni. Beneficiari abbiamo indicato nell'articolo 2 i comuni, le province e la città metropolitana di Venezia, altri enti pubblici, soggetti privati proprietari di leoni marciani sottoposti a vincolo, soggetti privati proprietari di immobili e manufatti ove sia comprovata l'esistenza in passato di leoni marciani di valore riconosciuto, infine enti del terzo settore che abbiano fra le finalità statutarie lo svolgimento di attività di promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta. Come detto, tutto è demandato a un successivo decreto della Giunta regionale, e nel progetto di legge sono stabiliti 10.000 euro per gli oneri in conto corrente, e in conto capitale ci sono 100.000 euro. Grazie. Io adesso darei la parola a Ettore Beggiato, che è venuto anche qui con noi oggi, diciamo, e ci ha fatto anche piacere la sua presenza, che insomma è un po' il padre non solo di questa legge, ma anche delle norme anche sull'identità veneta e sulla legge cosiddetta Beggiato, che ha citato prima il Presidente. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti intanto, e grazie per questa opportunità. È già stato detto molto sia dal Presidente Ciambetti che dall'amico Luciano Sandonà. Io mi soffermerei molto brevemente su un passaggio di questa legge che prevede contributi per manutenzione, restauro, ripristino e nuova posa. E sottolineo in particolare il concetto di ripristino, perché è un concetto fondamentale. Non tutti sanno che quasi tutti i leoni che noi vediamo, sia qui a Venezia che
in tutto il Veneto, in tutte le terre della Serenissima, sono stati ricollocati, sono stati ripristinati, perché il 90-95% di questi leoni erano stati distrutti dai liberatori giacobini, dai occupanti francesi. Ecco, ci sono alcuni leoni che mancano a questo elenco, perché la domanda che io mi faccio è proprio questa, ma prima il presidente Ciambetti citava il leone sulla porta della carta del Palazzo Ducale. Allora, che è stato ricollocato nel 1885 ed è opera di Luigi Ferrari. La domanda che io mi faccio e con grande rispetto faccio anche alla sovrintendenza, ma quella porta, la porta della carta, dà un'emozione particolare se c'è il leone come c'è adesso, o che tipo di emozione darebbe se non ci fosse il leone? Sicuramente molto inferiore, a mio modestissimo avviso. Bene, se noi facciamo il giro di Palazzo Ducale, dalla facciata che guarda il bacino di San Marco, lì c'era un leone bellissimo, con il leone di San Marco e con il doge Michele Steno, che è stato scalpellato nel 1797 e purtroppo nella facciata c'è ancora il buco. Se noi, quando abbiamo finito questa conferenza stampa, andiamo nella facciata di questo palazzo, vediamo che qui di fronte, nella Basilica della Salute, nel portale principale, c'è ancora l'alone di un leone di San Marco. Ecco, per questo leone di San Marco, Laura Biagiotti, quando aveva necessità di lanciare il proprio profumo intitolato Venezia, aveva dato ben $100.000 per la ricollocazione di un leone, per riproporre il leone sulla facciata principale appunto della Salute. Purtroppo non solo non c'è più un leone, ma non ci sono più neanche i $100.000. E quindi ecco il concetto, questa legge è di fondamentale importanza e mi congratulo con l'amico Luciano Sandonà, ma anche naturalmente con il presidente Roberto Ciambetti, che nel passato aveva avuto la stessa splendida idea, oltre a dare una mano ai comuni e ai privati cittadini che sponsorizzano la posa di nuovi leoni San Marco, per fare anche una riflessione su questo patrimonio che è un patrimonio straordinario e che merita di essere tutelato, valorizzato e ripristinato. Ecco, questa è la piccola riflessione che mi sento di portare in questa sede, e con l'auspicio, ecco, che da parte del Consiglio regionale ci sia la dovuta sensibilità e la dovuta anche velocità nell'approvare questa preziosa proposta di legge. Grazie. L'amico Aldo Rozzi Marin, prego. Ecco, buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, il Presidente della Prima Commissione degli Affari Istituzionali Luciano Sandonà, e mi complimento per questa iniziativa che ci parla della norma per la valorizzazione dei leoni marciani. Perché valorizzare i leoni marciani? Perché parla della nostra memoria, di quello che noi siamo. Da Presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo voglio ricordare le freschissime parole che il Presidente Luca Zaia ha detto questa domenica al Consiglio per la giornata dei Veneti nel mondo. Ha ricordato come i Veneti nel mondo sono attaccati al proprio territorio, alle proprie tradizioni, alla propria memoria, dove si trovino: in Argentina, in Uruguay, in Canada, in Europa, in altre regioni del mondo.
e ha ricordato come questo leone che noi valorizziamo con questa iniziativa è presente nella nostra bandiera e come quella bandiera porta un messaggio di pace che è necessario in questi momenti di difficoltà in vari settori, in varie aree del mondo. E infine ha ricordato il Presidente quei valori cristiani che appunto San Marco rappresenta, quei valori cristiani che sono per noi, anche con questa iniziativa, molto locali, ma che allo stesso tempo sono universali nel suo messaggio e con questo messaggio di pace. Io solo vorrei ricordare, per non estendermi a quanto già stato detto con molta profondità e molto completo dai presentatori prima, come questa memoria di San Marco, che rappresenta la nostra identità, è ricordato anche delle nostre comunità. Tempo fa abbiamo illustrato il libro, abbiamo fatto questo libro San Marco, il leone e l'Evangelista, che oltre a ricordare la vita di San Marco, ricorda come tante delle nostre comunità hanno fatto il leone di San Marco in giro per il mondo, nelle piazze in Argentina, in Canada, in Australia, e come anche c'è, il mio pensiero va specificamente a Rio Grande do Sul, quella che noi chiamiamo l'8ª provincia veneta, a questa bellissima iniziativa che il Comitato Veneto del Rio Grande do Sul porta avanti, che è quella dei Leoni delle Piazze, dove da Antonio Prado, Flores da Cunha, Ilopoli, Santa Teresa, Sovradigno ed altre comunità ogni anno si impegnano per avere il Leone di San Marco nelle piazze, e non solo le nostre comunità si vedono interessati a questo, ma anche i sindaci, i rappresentanti di quelle comunità che vedono e albergano anche discendenti di migranti di altri popoli, hanno desiderio di appunto mantenere la memoria di San Marco. A novembre quest'anno ci sarà anche a Lejados un'altra inaugurazione di un leone. Tutto quello per dire che il leone di San Marco, che con questa iniziativa viene valorizza e ci ricorda la nostra identità, che, come è stato detto, si è voluto cancellare in tante occasioni, sia da Napoleone, che aveva distrutto questi 5.000 leoni dal Veneto all'Istria, in tante altre occasioni, e che affiora nuovamente nel popolo veneto questo desiderio di identità, questo desiderio di memoria. Ricordo anche la legge del 98, la legge della bandiera del Veneto, esposta nelle nostre istituzioni, appunto nelle case dei cittadini, che ricordano a tutti noi il leone, che il leone di San Marco è parte della nostra storia. E quindi guardiamo con un plauso al Consiglio regionale e al consigliere Luciano Sandonà, che tanto bene conosce le nostre comunità all'estero, per questa iniziativa, per mantenere viva la memoria del Leone di San Marco, quel segno di appartenenza di tutti noi in Veneto e anche oltremare. Grazie.